Stanno suscitando forti polemiche le immagini filmate all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo che mostrano momenti di alta tensione tra alcuni agenti e uno degli ospiti della struttura. Allora vediamole con la Razzani. Il video mostra prima un uomo che corre fra le celle, strattonato da 3 agenti in tenuta antisommossa. Poi quello stesso uomo appare esanime a terra, con il volto insanguinato. Le immagini pubblicate dalla rete No CPR relative alla struttura di Gradisca di Sonzo hanno fatto il giro del web e riproposto la questione delle condizioni di vita nei centri di permanenza per i rimpatri. Dalla questura arriva la precisazione che la sera del 5 giugno, durante una rivolta con incendi appiccati dagli ospiti della cosiddetta zona blu, il personale della Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, è intervenuto per ripristinare l'ordine. Gli operatori sono stati oggetto di lanci di bottiglie, frutta e suppellettili e hanno dovuto fronteggiare azioni di disturbo. Gli ospiti sono stati fatti rientrare nelle loro stanze, compreso l'uomo che nel video appare a torso nudo. Il momento, precisa la questura, è distinto da quello in cui lo stesso uomo appare disteso a terra e bagnato. Circa un'ora dopo l'uomo si è fatto medicare nell'infermeria del CPR per una lesione superficiale di 2 centimetri al capo, causata, secondo quanto da lui stesso riferito, da una caduta accidentale. Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, immagini drammatiche, quelle provenienti dal CPR crudeli che testimoniano una situazione difficile, dimostrando tutta l'inadeguatezza di una struttura della quale chiediamo da sempre la chiusura.